Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia e grazie a Radio Libertà. Noi siamo un'associazione di volontari, ufficio rapporti sociali. Abbiamo la nostra zona Alone in via Volvera 3 e ci trovate il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Però dovete prenotare proprio per la difficoltà anche di poter essere presenti e attivi con le persone che avete bisogno, e di chiamare il 328 07 15 232 oppure di inviare delle email con le quali chiarire e specificare, che è UFF Rapporti Sociali @libero.it. Noi siamo un gruppo di volontari al servizio dei cittadini a titolo, sottolineo, gratuito, e grazie a questa radio che ci ha concesso la possibilità di parlare con la tematica del filo diretto per quanto riguarda il nuovo codice della strada, avendo con noi nel nostro gruppo anche, e ve lo ripeto, associazioni per esempio di Automobile Club Canavese, Registro Padano Veicoli Storici, Buturvei, Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici. Abbiamo con noi gruppi di disabili come per esempio l'associazione Senza Limiti. Abbiamo con noi poi anche di Nole l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, cioè siamo in grado ormai da anni, grazie al personale presente, di poter dare risposte, aiutare ed essere utili, sempre però ringraziando questa Radio Libertà che consente quest'ora al sabato attualmente dalle 11 alle 12 a potervi essere utili. Ricordo che se volete chiamare, avete l'opportunità di trovare magari libero il filo per parlare direttamente in radio con la nostra Natalia, perché è lei che gestisce tutto. Fate 02 92 94 72 e 22 oppure inviate un messaggio o dei messaggi al 340 67 09 659. Noi iniziamo sempre le nostre trasmissioni con i componenti vari settori. Iniziamo per esempio oggi con il nostro Boeris Achille, che tra virgolette è detto Babbo Natale, vero, conosciuto in tutta Italia ormai, e lui vi parlerà di quello che c'è molto interessante sui quotidiani, sui settimanali per quanto riguarda certe notizie e su dei libri che stanno scrivendo, insomma ci spiegherà. Poi abbiamo subito dopo, sempre nella prima parte, Federico Gialdi, che è presidente responsabile dei disabili, come già detto, e oggi hanno delle gare di nuoto a Beila e domani di atletica a Verbaglia, ecco perché parliamo con queste persone. Poi abbiamo sempre nella prima parte anche Ubaldo De Maria, che gli rubo 10 minuti perché poi purtroppo dovrà andare via e sabato prossimo non c'è, ne parleremo poi più avanti. E ricordo che come tematica abbiamo come base le macchine, con tutta la storia che riguarda appunto, come dico sempre e voi lo sapete, il nuovo codice della strada. E abbiamo, se riusciamo ad avere in collegamento, Claudio Lipodio, perché è sempre all'estero adesso che si è ripreso anche fisicamente. Poi abbiamo l'ingegner Diego Cudia, che è il personaggio che tutti conoscete ormai, perché io lo ripeto, lui ha a che fare con tutto ciò che capita in Europa, qualunque
regione, nazione, non abbiate paura. Con lui sappiamo se quello che decidiamo in Italia può essere realizzato all'estero o su quello che viene realizzato all'estero il perché non viene realizzato in Italia. Quindi l'ingegner Cudia è uno dei personaggi unici, non solo in Italia, per in tutta Europa. E poi quello che gestisce la trasmissione anche oggi, glielo dico che non si arrabbia, abbiamo l'architetto Arturo Calligaro come tecnico che può darvi spiegazioni, risposte perché le tocca, le vive, le rende proprio, e poi politicamente, al di là della sua idea politica, della sua formazione politica o del suo modo di agire politico, dà la risposta politica chiara a qualunque tipo di argomento, vedendo chi, come e quando ci può aiutare. Scusate se vi ho rubato qualche minuto in più, perché io, adesso ve lo dico anch'io, non sto tanto bene, cerco di tenere in piedi la trasmissione, perché grazie a questi signori non si può mai dire di no, sono persone veramente squisite. E come ripeto e concludo, penso che Claudio, anche se è all'estero, Lipodio forse riuscirà ad essere collegato e lui gestisce e capirà e potrà rispondere. Quindi iniziamo la trasmissione ringraziando Natalia, che è quella che mi tiene in piedi, e poi la base della discussione che è appunto Radio Libertà col filo diretto, che è la base che tratta queste cose. Allora dovremmo avere il collegamento. Chiedo scusa a Boeris. Achille, so che sei in collegamento, quindi ti ho rubato qualche minuto, ti do la parola, spiegaci bene sia quello che capita con gli articoli che scrivi tu su settimanali, anche sui giornali qui di Torino e del Piemonte, e su quello che voi stai facendo all'estero col libro, eccetera. A te la parola, Boeris, ci sei? Ciao Achille. Sì, ci sono. Ciao Luigi, il mio pensiero va sempre a te e alla tua salute. Oggi rivolgo il mio parlare al servizio civile prestato nella missione di Kiremba in Burundi, perché sto traducendo 180 proverbi da Kirundi francese, dal francese all'italiano. Lavoro molto difficile perché è basato sul trasferimento dell'originale ottenuto con Sonner a Word, copiando lettera dopo lettera. Ho dovuto ricercare le vocali in varie lingue, vocali con accento verticale, con accento circonflesso, sia circonflesso che al contrario, e che difficilmente si vengono utilizzate. Nel 1966, 7 gennaio, sono partito da Milano con mucchi di neve lungo la pista. Arrivo alla capitale del Congo, allora Leopoldville, con temperatura notturna vicino ai 30 gradi e moltissima umidità. Io vestito come un po' lombaro, perché tutto ciò che indossavo non pagava il trasporto, e ho dovuto subire questo cambio di temperatura. E siamo stati 8 laici nella missione con incarichi differenti. Abbiamo concluso la costruzione dell'ospedale lebbrosario della missione di Kiremba. Kiremba posso dire che mi ha cambiato come persona, infatti ora mi interesso di problemi destinati di anziani, disabili e bambini. E continuo a seguire gli associati dei disabili senza limiti. Qui a Torino sono chiamato Babbo Natale di San Salvario, perché da 48 anni porto regali ai bambini. Per 10 anni sono entrato a consegnare i regali ai bambini ricoverati all'ospedale Regina Margherita e ho consegnato doni ad anziani ricoverati ai poveri vecchi. Ogni anno porto doni e soprattutto la mia presenza, il mio sorriso al gruppo
disabili, come ha detto Luigi, senza limiti. Oggi termino con l'augurio ai fratelli ortodossi, perché domani, lunedì e martedì festeggiano la loro Pasqua. Diciamo che mi sto interessando, infatti sto scrivendo ai giornali perché vorrei far aprire un sottopasso qui a Torino, a San Salvario, che permetterebbe agli anziani, scendendo e salendo le scale, di raggiungere il centro mi sfugge il termine, scusate, il centro per fare fisioterapico di Torino senza impiegare diciamo il tempo a girare nella stazione, che è circa un 20 minuti buono. Niente, diciamo che scrivo il sindaco, scrivo questo e quello, ma sicuramente non ottengo mai risposte. Chissà perché i nostri politici sono sempre tutti interessati, devono andare a tagliare il nastro per questo motivo, per l'altro, per avere diciamo la cosa sui giornali, per andare sui giornali, e poi si dimenticano che abbiamo i marciapiedi tutti rotti, le strade tutte rotte, e con pericolo di caduta per i disabili che sono sulle sedie a rotelle. E ringrazio la radio che mi permette di dire queste cose e auguro buona giornata a tutti i radioascoltatori. Va bene, allora senti, io ti ringrazio, so che ti rubo sempre minuti, nell'attesa di quello che poi avremo sabato prossimo. Ti ringrazio e do la parola al nostro amico Gianni, che ci parla appunto delle gare. Sai che anche noi disabili sono molto conosciuti a livello sportivo, e quindi oggi abbiamo sia un miglio del nuoto che domani di atletica verbale. Ecco perché questa radio, come stai sottolineando tu, è utile sia per quello che fai tu, sia per quello che fanno tutti gli altri che collaborano con noi. Grazie comunque, ci sentiamo il sabato prossimo, ti va bene? Va bene, ciao. Ciao, grazie. Allora, nell'attesa che la nostra Natalia si colleghi direttamente con Gianni, che dovrebbe esserci, ci facciamo spiegare come stanno andando i nostri ragazzi, i miei ragazzi, sia a Omeglia oggi, sia a domani a Verbaglia. Ci sei, Gianni? Sei in linea? Ci sono uscito dalla piscina, era in pratica stamattina, sono un po' di ritardo, però va bene così. Cioè, quindi, no, basta che quando tranquillo, ci sono tanti ragazzi, infatti sono arrivati due o tre ragazzi nuovi, piccolini, e allora le mamme mi chiedevano un po' di cose, allora per quello. Sì, vai. Allora, buongiorno a tutti. Questa radio dobbiamo sempre ringraziarla tantissimo, perché ci dà degli spazi che nessuno in pratica ci dà. Quindi volevo parlare un pochettino della nostra associazione. La nostra associazione è un'associazione di ragazzi diciamo disabili. Disabili significa con problemi di qualsiasi genere, perché noi non è che prendiamo un tipo di ragazzo, no, noi prendiamo tutti i ragazzi dall'autistico al down, non solo i fisici, perché purtroppo i fisici sono diciamo una cosa a sé. Noi come associazione facciamo 14 sport, quindi tutti i giorni ci sono 2 sport ogni giorno di allenamenti, diciamo degli sport. E poi il sabato, ecco, il sabato mattina ci sono in pratica allenamenti anche, e il pomeriggio c'è calcetto e il mattino c'è il nuoto. Le domeniche quasi sempre andiamo in giro
diciamo, a fare le gare. Siamo in pratica un bel gruppo, abbiamo 240 ragazzi che vengono a fare sport da noi. La nostra associazione è nata in pratica proprio con lo scopo di dare una mano alle famiglie che hanno dei problemi con dei ragazzi. Quindi noi abbiamo il ragazzino più piccolo che c'è, hanno 8 anni, che adesso ne sono arrivati abbastanza, ne abbiamo 10 o 12 ragazzini piccoli, e poi abbiamo i più vecchi che hanno 62 anni, anzi ce ne abbiamo uno con 64 anni, però fanno sport anche se hanno qualche anno in più, però si seguono gli sport che gli piacciono di più. Quindi cerchiamo di aiutare in pratica diciamo, le famiglie. Abbiamo 7 comunità del comune di Torino che vengono a fare gli allenamenti e vengono a fare sport da noi. Un'altra cosa, volevo solo dire che in pratica siamo fermi, diciamo, queste 2 settimane come gare, ma si inizieranno fra 15 giorni di nuovo a riprendere le gare, perché abbiamo le finali di basket e poi abbiamo le finali di calcetto, cioè in pratica entro fine mese. Volevo anche dire che ieri sera abbiamo fatto una pizzata con i ragazzi e i genitori, che eravamo 120 persone, e in pratica mi è piaciuto tantissimo perché diciamo certe famiglie stanno incominciando a collaborare anche loro, quindi più gente abbiamo che ci dà una mano e più cose facciamo con i ragazzi. L'ultima cosa, volevo anche dire un'altra cosa, che io ho scritto un libro perché un anno fa è mancato mio figlio, in pratica ho scritto diciamo la vita da quando è nato fino a quando è mancato. Questo libro sta andando molto molto bene, lo potete trovare su Amazon, basta scrivere Maurizio, quindi viene fuori già in pratica il titolo è di proprio Maurizio. In pratica lo potete acquistare e tutto il ricavato viene donato all'associazione. Luigi, visto che mi stai sentendo, tu hai delle domande da farmi e c'è qualcosa che ti può interessare? No, io ti volevo dire che tanto tutto il programma delle attività sportive ce l'abbiamo, cioè posso anche dirti quando andate a Novara, il sabato, eccetera, però facciamo capire che essendo un'associazione di disabili, cioè gente non considerata, è più attiva a momenti di gente cosiddetta professionista. Cioè, hai capito dove voglio arrivare? Sicuramente, ma perché col cuore, il nostro scopo è di alleviare alle famiglie diciamo quelle ore che vengono da noi, che possono essere tranquilli e in pratica stare 2 ore con i ragazzi, con noi, e oltre a fare lo sport, fare amicizia, che quello è la cosa principale che noi ci teniamo, fare l'amicizia con altre persone, che così si riescono a integrare meglio, hai capito? No, ma adesso tu vai tranquillo, so che sei appena uscito, insomma, hai già fatto fatica e ci sei, ti ringrazio e ci sentiamo lo stesso anche sabato, anche se poi magari dopo una settimana la gara, però l'attività che c'è da oggi a sabato prossimo poi la possiamo rispiegare. Io ti ringrazio, poi dopo ci sentiamo, così facciamo rubare gli ultimi 3 minuti a Ubaldo perché è impegnato e mi dà solo 3 minuti di tempo per parlare, ricordando ad Arturo che deve ascoltare un po' tutto, perché con Ubaldi iniziamo a parlare, come dire, di macchine. Quindi grazie Gianni, poi ci sentiamo noi tra di noi, che ti devo chiedere 2 cose per la prossima settimana e diamo poi la parola a Ubaldo. Vai Gianni, vai. Okay. Io ti ringrazio, saluto tutti quanti, ringrazio questa radio che ci dà l'opportunità di parlarne e di divulgare quello che facciamo. Grazie Luigi. Ciao, grazie a te. Allora, visto che Arturo è in linea,
ti ringrazio, non ti ho dato la parola perché faccio parlare prima gli ospiti come mi hai insegnato tu, davvero uomo serio. E quindi adesso abbiamo con noi De Maria che c'ha premura, se no veniva anche in ufficio a trovarci, me l'ha detto, però vediamo un po' cosa vi può dire e poi dopo andiamo avanti, siamo quasi alla prima parte, diamo un momento di spazio alla radio e poi parliamo. Adesso allora, se Ubaldo sei in linea o non abbiamo ancora Ubaldo in linea? Sono in linea, Luigi, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Ubaldo, ti rubo non un minuto, te ne rubo ben 4 o 5, hai fatto male a essere in linea. Senti Ubaldo, ci vuoi spiegare le cose ultime e poi vabbè so che vai via, però fra 15 giorni riprendiamo normalmente. Quello che dici Ubaldo, ricordati che c'è Arturo come parte tecnica e come parte psicologica e come parte politica che ti ascolta. Quindi a te la parola e grazie per aver accettato, Uba. Va bene, grazie a voi. Ma io grandi notizie nuove non le ho. Diciamo così che vi ricordo solo gli appuntamenti per quanto riguarda, diciamo così, le gare, i raduni delle auto storiche e non. Come sapete, la mia passione. Allora, vi ricordo che domani c'è il quarto raduno delle sportive storiche a Castelnuovo Don Bosco. Un bellissimo raduno organizzato molto molto bene, sempre da dei ragazzi giovani che offrono, diciamo così, un bel giro turistico sulle colline del Torinese con aperitivo e poi chi vuole può partecipare al pranzo. È veramente un bel raduno. Lo consiglio, purtroppo io non potrò esserci, ma sarei andato molto volentieri. Poi vi ricordo che domenica prossima, 19 aprile, allora so che c'è ancora la fiera, diciamo così, di primavera a Cirié, dove c'è a Cirié, chiedo scusa, lapsus, a Cournier, dove c'è praticamente ancora posto per l'esposizione di vetture, quindi un raduno statico di vetture storiche. E soprattutto ve lo devo dire perché parteciperà il Delta One con una vetrina della regina della nostra Delta a Vigone in occasione del come si dice del mercatino vintage organizzato da Cuore Carburatore. Ci sarà appunto una esposizione delle Delta del Delta One, del nostro club e del club chiaramente padano. In ultimo poi c'è, vi devo ancora raccontare che il 2-3 maggio ci sarà il Rally 971 Legend, praticamente sulle colline del Torinese, vi spiegherò meglio la prossima volta. E poi vi ricordo che ricordo soprattutto a tutti i lancisti del Tuan e quelli che hanno la Delta, che dall'1 al 3 di maggio faremo praticamente un tour sulle strade del mitico Rally di Monte Carlo con le nostre Delta, e sarà un'occasione, un meeting, praticamente un'occasione per rimanere insieme e passare un weekend lungo tra amici con la nostra passione soprattutto. Diciamo che vi avrei già detto tutto. Io purtroppo non ho notizie più, però questo era quello che mi importava ricordare, appunto, che tra domani e domenica prossima ci sono questi eventi che effettivamente sono ben organizzati e soprattutto di un vero piacere per chi li fa, per chi partecipa, soprattutto con le macchine storiche, che ci si fa sempre piacere vederle. Almeno per quanto mi riguarda, io come sapete, sono un grosso appassionato. Luigi, cosa dici? Hai qualche domanda da farmi? Ti ho rubato questi 3 minuti perché sei utile, la gente ha bisogno di sentirti, adesso ha capito, e poi fra 15 giorni spiegherai e vedrai e sarai presente. Certo, spiegherò altre cose.
per adesso vi auguro un buon weekend, una buona settimana e alla prossima. Ok? Ciao Luigi, ci vediamo tra una decina di giorni. Grazie a tutti. Sì, diamo la parola alla pubblicità e poi dopo nella seconda parte Arturo e Diego state attenti perché tocca a voi, vi do tutta la mezz'ora e ci sono 2 o 3 cose molto importanti che io non ho capito, però la gente continua a venire a non a chiedere. Quindi diamo la parola allo studio per un momento, grazie. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Luigi. Grazie Natalia. Allora adesso andiamo nella seconda parte. Quindi Arturo abbiamo in collegamento con noi l'ingegnere Cudia, al quale chiedo intanto grazie per aver accettato l'invito, chiedo così di spiegare ad Arturo e Arturo poi la risposta, come mai se all'estero, perché tu sei responsabile te l'ho detto, no? Internazionale, quindi con l'Italia quando arrivi sopporti, subisci oppure certifichi. Qui per esempio i segnali stradali verdi che debuttano nel Regno Unito, cosa significano? Spiega prima cosa sono, Diego, poi chiedi ad Arturo come la vede, come la pensa, perché poi abbiamo anche il problema dei segnali non solo stranieri ma anche in Italia, dove addirittura il cosiddetto, così si chiama, semaforo con la luce bianca anche a Roma. Cosa serve e quali sono le ragioni per le quali stiamo facendo una cosa del genere sulla, diciamo, le problematiche per la circolazione in Italia. Grazie Diego e grazie Arturo. Grazie Diego, benvenuto, a te la parola, vai. Sì, benvenuto anche a te Luigi, un saluto ad Arturo e a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà che pazientemente ci seguono. Allora, mi parlavi dei segnali verdi che debuttano. Sì, il colore, noi siamo abituati a vedere i segnali verdi nelle autostrade o nelle strade a grande scorrimento, ecco. Partendo dal fatto che comunque il codice della strada vigente in Inghilterra è molto differente da quello che vige in Italia e anche in Spagna e in Francia e anche in tutto diciamo così dell'est, ecco, insomma così. È una scelta anche cromatica, grafica, perché si vede bene, non incide. Tra l'altro leggevo effettivamente, c'è anche un discorso, farà piacere all'architetto, così, anche un discorso di
omologazione cromatica, ecco, cioè voglio dire, il coordinamento cromatico, il segnale verde in qualche modo richiama la natura. È una battuta, ma comunque tutto ciò che serve a farsi vedere, a vedere sulla strada è utile e anzi è dovuto. Questo comunque mi riallaccia al fatto che accennavi tu anche sabato scorso. Effettivamente le restrizioni in Inghilterra e anche a Londra è una delle città dove le restrizioni sono sulla strada, per cui se sentite in sottofondo dei rumori sono camion e macchine. Ecco. Dicevo, le restrizioni sono molto ma molto pesanti, ecco, e anche le pene pecuniarie che vengono richieste direttamente sul campo. Quindi si risparmia, lo Stato, il Comune, Londra e anche tutto il Regno Unito risparmia sull'amministrazione, mandare una raccomandata a casa, eccetera, ma i soldi li vuole subito. Ecco. Per cui per certi aspetti va bene, per altri aspetti, insomma, per noi italiani potrebbe essere un po' pesante. Anche in Germania è così, anche in Germania, in Spagna no, in Spagna c'è ancora l'amministrazione che vuole, quindi ti manda l'amministrazione stradale ti manda l'avviso così, a casa, in ufficio, se sei un'azienda, però stanno votandosi anche loro al fatto di prendere subito i soldi e farti la sanzione lì, ecco, perché Arturo lo sa e anche molti ascoltatori più attenti lo sapranno, insomma, che per un'amministrazione non è molto conveniente aspettare 180 giorni così che chi ha fatto un'infrazione paghi, insomma, ecco. Questo non so se era quello che volevi, che hai centrato, e questo è collegato al debutto dei segnali verdi, ecco, insomma, è collegato a questo qui. Mi spiego? Io volevo dirti una cosa un po' strana. Sentiamo Arturo cosa ne pensa, poi io vi dico cosa dicono in Inghilterra. L'ho tradotto dall'inglese in italiano, vi leggo le due righe. Ciao Arturo, scusa, ti ho fatto aspettare, ma è giusto che tu senta un po' tutto quello che si dice e poi dare dei giudizi. Benvenuto, grazie Arturo, ciao. Ciao Luigi, ciao Diego, un saluto agli ascoltatori e un ringraziamento alla regia. Sì, sto ascoltando attentamente appunto queste nuove norme per la circolazione stradale con questi nuovi segnali che in qualche modo fortunatamente non sono segnali importanti o di pericolo, ma che in qualche modo modificano gli usi e le consuetudini degli automobilisti, quindi devono essere pubblicizzati e deve essere data l'informazione necessaria affinché non creino confusione con la gente. Quindi ringraziamo Diego che ci dà quelle che sono le evoluzioni e del perché vengono creati questi nuovi segnali. Ovviamente con l'avanzamento delle tecnologie anche nelle autovetture e nel nostro sistema di vita, ovviamente la comunicazione tra automobilista e diciamo il traffico deve essere in qualche modo aggiornata, per cui Diego fa un lavoro importantissimo di divulgazione di queste norme e noi cercheremo appunto di capire quando e come verranno inserite nel nostro codice della strada e che conseguenze potranno avere. Quindi adesso lascerei spazio a Diego proprio per un'informazione precisa e puntuale per queste cose. A te Diego la parola. Sì, giustamente hai messo in luce un argomento Diego non c'è? Allora te la dico io la parola, visto che l'ho tradotta io dall'inglese in italiano. Sentimi bene, sentitemi tutte e due. A cosa servono questi? Se parlo di segnali stradali, parlo dell'Inghilterra, del Regno Unito, quindi
quando poi capita in Italia diremo, guarda, allora qui dice, tradotto, hanno realmente valore per stabilire regole della circolazione stradale. Qui ad oggi tali segnali non sembrano avere una certificazione del codice stradale. Si tratta sostanzialmente di consigli che non necessariamente vanno eseguiti. Se un segnale verde indica la velocità di 20 miglia orarie, chi viaggia a velocità superiore ma entro i limiti stabiliti dai incontro a multe o altri provvedimenti. Quindi voi dovevate dire, come state facendo, cosa vuol dire il 20? Vuol dire che 20 miglia orarie, le miglia, non i chilometri, cioè vabbè, per dire. Oppure il green, cosa dice il green? Il green dice che tali cartelli, sempre tradotto, penso di aver indovinato, perché qualcosina conosco anch'io a 90 anni, di utilizzare le autorità locali semplicemente per indurre gli automobilisti e i conducenti di altri veicoli a moderare la velocità, magari in prossimità di scuole, ospedali o aree residenziali. I segnali visibili dalla strada potrebbero essere esposti anche all'interno di proprietà private o cantieri per puntare ad una maggiore sicurezza della circolazione. Quindi i green sign, cioè questo segno verde, dice che potrebbe essere esposto anche all'interno dei cantieri per puntare ad una maggiore sicurezza della circolazione, e i green sign invitano a moderare la velocità, spesso, come dicevo prima, al di sotto di 20 miglia orarie in aree in cui è probabile la presenza di pedoni o bambini. Quindi Diego, questo per quanto riguarda gli stranieri, ma penso che anche per l'Italia non ci sia niente di male, perché poi Arturo, questa è quella straniera, ma mi dovete poi spiegare questa qui che arriva a Roma, la luce bianca, il quarto semaforo, poi vi dirò anche di cosa si tratta. Quindi vai Diego, secondo te ho detto delle cazzate o ho risposto a cose giuste o ho tradotto giustamente l'inglese? No, hai detto benissimo Luigi, che so bene che conosci l'inglese quanto basta per comunque fare capire ai tuoi interlocutori e anche ai radioascoltatori quello che stai dicendo, quindi niente da ridire, ecco, anzi i miei complimenti. Comunque, allora, il segnale verde, la colorazione verde per il Regno Unito corrisponde un pochino, se vogliamo fare degli analogismi, a quella che in Italia è un po' la colorazione blu, che è un colore che in qualche modo è stata scelta, come accennava prima l'architetto Arturo Calliero, per fare comunicazione, consigli di guida, far capire che magari si è troppo veloci. Cioè, il blu è un colore che non è impositivo, cioè non impone, però dà dei consigli, e quindi loro hanno scelto il verde perché effettivamente è anche lì un colore, parlando di comunicazione stradale, e chi gestisce, costruisce automobili, ma soprattutto chi gestisce le strade, e anche i comuni hanno la facoltà poi di adeguarsi. Ecco, ci sono dei colori che possono essere, come dire, assunti da un comune per tutta una segnaletica, magari, ecco, come hai detto tu, magari per delle vie secondarie, oppure per dei cantieri o delle cose o dei progetti non definitivi, magari dei progetti in corso, ma che potranno finire tra un anno, 2, 3, 4. Quindi insomma, per cui
chiaramente questo non vuol dire che anche in Italia assumeremo i colori verdi, perché abbiamo già tanti di quegli altri colori per la segnaletica, per cui abbiamo già, ecco, adesso abbiamo anche i pannelli quelli con i LED, insomma. Ecco. Per quanto riguarda il semaforo con la luce bianca, e lì è da vedere. Sono degli studi, ci sono degli studi anche che vanno a beccare, cioè vanno a considerare anche la neurofisiologia dell'occhio. Bisogna vedere se con la luce bianca di notte, quando ti si accende un semaforo e viaggi ai 70 all'ora di notte, tu così ti può creare dei grossi problemi. Ecco. Per cui insomma, Arturo potrà, anche perché da un punto di vista proprio della percezione visiva, può essere molto pericoloso. È una fase di studio. Ecco. Credo che Arturo abbia di che commentare, insomma, ecco, prego. Sì, Diego, come dici tu, sono forme di comunicazione tra gli automobilisti e le realtà presenti sul manto stradale durante la circolazione. Io penso che queste andranno a essere integrate con le forme nuove di tecnologia, dove le autovetture si collegano direttamente ai satelliti, come avviene adesso. Se tu hai Google Maps ti segnala già se c'è coda, se il traffico è fermo, se ci sono gli incidenti, e anche in tempo reale. Questo integrerà questi segnali proprio per dare le informazioni puntuali agli automobilisti e incrementare la sicurezza della circolazione. Ovviamente bisognerà fare una capillare campagna, e questa è la mia preoccupazione, di informazione agli automobilisti, in un momento dove anche la società si evolve. Una volta la gente leggeva il giornale, sentiva la televisione e quindi l'informazione puntuale la riceveva appunto dai media. Per cui se c'era una nuova norma legislativa, i giornali ne parlavano, si accendeva un dibattito, veniva riportato. Sì. Adesso nel mondo dei social l'informazione immediata e rapida e dopo 2 o 3 giorni sparisce, come tutte le cose dal mondo dei social. E questo in qualche modo crea difficoltà a coloro che non sono avvezzi all'uso dei social. Si rimane in un limbo. Tante norme, se non ci fosse ad esempio una figura come Luigi che legge puntualmente anche i trafiletti dei giornali e quindi annuncia i nuovi sviluppi, e quindi anche grazie a Radio Padania che li trasmette e dà l'informazione, una grossa fetta di utenti della strada, quelli diciamo anche della mia età, che sono restii a entrare nel mondo dei social e a prendere l'informazione dai social, rimarranno esclusi. Quindi se e qualora si decidesse di adottare un provvedimento legislativo per attuare e per rendere conformi alla norma questi nuovi segnali, occorrerà prendere molto tempo e fare in modo che l'informazione venga data il più capillarmente possibile, certo, proprio affinché tutti gli utenti della strada possano ricevere questa informazione, perché altrimenti si crea solo confusione, Diego. Io la penso così, tu cosa dici? Sì, no, pienamente d'accordo, in un'epoca in cui insomma addirittura i cantieri o le deviazioni. Pronto? Sento... Sì, pronto? Io ci sono. Sì. Come ben sai, come sanno
i radioascoltatori più attenti, così. Le rotonde nascono dal giorno alla notte, i segnali vengono messi proprio non dal giorno alla notte, ma ormai da un'ora all'altra. Quelli che ci sono vengono artefatti anche dalla stessa, chiamiamola polizia locale, mi riferisco adesso, parlando in Italia, tornando in Italia a Roma, quei segnali che vengono mascherati con del volgarissimo nastro rosso e non si sa bene se lì è uno scherzo oppure è una cosa e nessuno ti dice niente. Ecco, giustamente la gente arriva, vede una X rossa in un segnale dove prima poteva entrare e che ti permetteva di entrare in una strada, adesso la mattina dopo alle 8 si sveglia per andare e vede una croce rossa e dice: ma chi l'ha fatta? Chi non l'ha fatta? C'è stato un provvedimento, qualcuno ci ha avvisato, è uno scherzo, è una burla, insomma. E quindi insomma c'è tantissima confusione, ecco. Per cui insomma giustamente essere molto attenti ormai è diventata la regola, ecco. Per cui anche voi che siete due tecnici, voi che conoscete, ci sono già i semafori che hanno le 3 luci. Allora, sì. La domanda semplice da uno dei deficienti novantenne come me: tra le certezze incontrollabili della vita ci sono i 3 colori di semafori, ovvero rosso, giallo, verde. Da tempo, penso, ditemi voi da quanto tempo, no? Ormai immemore, che scandiscono il ritmo delle città. Cosa succede a Roma? Potrebbe arrivare presto un quarto colore, il bianco, però si parla di una sua introduzione a Roma per una novità che, se confermata, ecco perché chiedo a voi di dirlo, perché vengono davvero per le palle, allora a chiedere le informazioni, aprirebbe questa cosa a scenari completamente nuovi per la mobilità urbana. Allora io vi faccio una domanda: visto che cambia il modo di prendere la patente, il modo di quanto dura, ma a cosa serve questo colore extra? A voi due così esperti a Roma, tanto per ricominciare, perché adesso i semafori vanno bene a Roma e non vanno bene a Torino, o vanno bene a Trapani e non vanno bene a Catanzaro? Ma ragazzi, secondo voi che risposte date tecniche sia a te Diego che a te Arturo? Perché io vi faccio solo questo: a cosa serve questo colore extra? Punto. Andate. Da un punto di vista tecnologico, neurovisivo, da un punto di vista anche fisiologico, per ora serve a niente, nel senso che comunque se vogliamo aggiungere un altro colore per dire guarda che prima del verde ci sarà il bianco, prima dell'arancione o ci sarà il rosso, comunque non ha molto senso, considerando anche i tempi di reazione per leggere, insomma, per leggere il segnale e anche poi per capire come mai hanno aggiunto un'altra luce in più. Quindi da un punto di vista proprio anche tecnologico no. Consideriamo anche un'altra cosa, Luigi, questo è giusto che lo sanno. Attualmente ci sono anche allo studio e ci sono già, per esempio, le auto che leggono la strada, quindi la carreggiata, e leggeranno anche tra poco i semafori, per cui sono in grado di rallentare quando tu invece vorresti andare. È anche una misura per in qualche modo rallentare, per prevenire degli incidenti. Per cui, per esempio, chi pensava di passare con un giallo, automaticamente l'automobile frena la macchina, per cui e tu non passi, perché calcola i tuoi tempi di reazione, eccetera. E quindi capisci bene che per chi come me o comunque per gli ingegneri che lavorano nell'automotive, lavorano con questi sensori, avere una luce in più vuol dire crearci dei problemi. Lo giro adesso subito perché non voglio rubare lo spazio al buon Arturo, così, anche perché quello che dice è molto giusto. Questo da un punto di vista, secondo me, da un punto di vista proprio del viaggiare, del consumare, del vivere la strada, creerebbe dei grossi problemi. Magari è solo una questione di una fase di studio. Prego.
Sì, allora si sta in qualche modo mutuando quello che avviene in altri settori, no? Allora, nel mondo dell'aviazione esiste il pilota automatico che è in grado di capire tutti i parametri del volo e fare a meno della figura umana, per cui con il pilota automatico si incrementa la sicurezza. Avviene nel mondo delle ferrovie. Oramai il macchinista è al suo posto solo per le emergenze, perché se noi prendiamo i treni ad alta velocità sono tutti pilotati dai satelliti e dagli automatismi che regolano la circolazione proprio per motivi di sicurezza. Questo è stato un'evoluzione che è durata decenni, no? Nel mondo della sicurezza. Nel mondo dell'automotive si sta partendo adesso con le auto a frenata autonoma di fronte a un eventuale ostacolo. Quindi quello che in qualche modo è importante è che la memoria e il centro di controllo dell'autovettura possa dialogare con la segnaletica, è un po' quello che dicevi tu, no, Diego? Per cui si arriverà con l'autovettura a guida autonoma, quindi l'individuo non dovrà più conoscere né segnali né nuovi segnali. Questo è un primo ragionamento e questo è l'indirizzo. L'altro ragionamento invece è che nella fase di transizione, dove appunto ci sono persone della mia età che non sono addentro a queste cose, che occorrerà fare quest'opera di sensibilizzazione. Poi occorre anche una normalizzazione e un'uniformità nei segnali, perché non può Roma partire con un segnale e quindi nuovo e farlo diventare obbligatorio o un segnale di pericolo da aggiungere a quelli che ci sono a Catania o a Torino. Quindi occorrerà uniformare. C'è già stata un grosso lavoro per uniformare i segnali in tutta la comunità europea, quello che si ricordava, il segnale di stop da noi in Italia fino a non molti anni fa era in un modo, adesso abbiamo adottato il metodo europeo, per cui anche all'interno della comunità europea, perché non avendo poi le frontiere non possiamo a Roma mettere un semaforo nuovo che non è conosciuto dal turista e il romano che fa il turista magari in Germania si trova un segnale diverso. Già succede molte volte, già nella stessa Europa, non so se anche per te Diego è così che giri l'Europa, trovi dei segnali un po' diversi dai nostri e a volte resti perplesso. Già il fatto che all'estero i segnali debbano avere una spiegazione sotto in una lingua che tu non comprendi, no? Perché io ogni tanto in Austria vedo un segnale di pericolo generico e sotto zoom e non so che cosa voglia dire, no? Ed è giusto appunto studiare il sistema di comunicare in maniera così, senza ricorrere alle varie lingue, o adottiamo tutti l'inglese, però fin quando tutti non capiranno l'inglese, occorrerebbe anche in questo caso una segnaletica univoca senza andare a leggere le indicazioni sotto, perché Oppure chiedo scusa se mi intrometto, fatto la parentesi, oppure come già successo in passato utilizzare un traduttore che hai dentro la macchina, perché così se vai in Austria e non conosci l'austriaco, il traduttore ti dice subito puoi passare, non puoi passare. Chiudo la parentesi. Sì, appunto, però se tu sei solo al volante o la tua macchina è evoluta e ha una telecamera che riesca anche a riconoscere le lingue o altrimenti sei di nuovo in difficoltà, no? È questo per cui anche questi nuovi segnali
andranno in qualche modo soppesati, non si può partire da un giorno all'altro per inserirli nelle prassi di guida. Occorrerà ponderarli e informare la gente, per cui adesso non sono sanzionatori, fortunatamente, sono solo indicatori. E poi ragioneremo quando diventeranno sanzionatori. E poi non dimentichiamoci, parlo all'amministratore pubblico, non dimentichiamoci, io faccio molto affidamento a chi gestisce, perché giustamente hai detto, Luigi ha detto, a Roma i segnali ma sono a Roma, già a Firenze la segnaletica cambia, a Torino cambia, a Milano cambia, a Padova, parlando delle grandi città, nei paesi cambia ancora, gli amministratori locali, insomma, spero che poi si diano da fare per cercare di far capire, cioè faccio molto affidamento su chi gestisce poi le strade, soprattutto quelle provinciali, dove peraltro si consumano gli incidenti anche maggiori, ecco. Ma ne parleremo magari un'altra volta, se Luigi ci dà poi siamo arrivati alla fine, ragazzi, mi spiace, il tempo vola. Vi ringrazio, però questa prima parte abbiamo parlato dei semafori. A voi due vi avviso per la prossima settimana, per sabato prossimo, di parlare invece dei cartelli, perché c'è un nuovo cartello stradale, con il rombo bianco su sfondo blu, in arrivo forse anche in Italia, che è già da qualche parte, come la Francia, la Spagna, la Germania, il Canada. Cioè, ragazzi, dimostriamo che con questa radio parliamo di cose chiare, precise, e molto presto ce le abbiamo anche in Italia. Vi ringrazio, ci sentiamo sabato prossimo. E date pure il saluto, perché così chiudiamo che siamo in ritardo. Grazie. Un grazie fraterno e caloroso a te Luigi, un saluto caloroso e sentito ad Arturo Calligaro e chiaramente ai radioascoltatori che ci hanno ascoltato fino adesso. Alla prossima, buona giornata, buon fine settimana a tutti. Anch'io auguro una buona giornata agli ascoltatori, un ringraziamento a Diego per la sua presenza e la sua insostituibile opera di informazione. Ovviamente un ringraziamento a te Luigi e forza, non lasciarti abbattere. Tu lo so che anche quando stai malissimo non rinunci alla radio e di questo te le dobbiamo riconoscere, ti ringraziamo. Un abbraccio e soprattutto un ringraziamento alla nostra regista e alla nostra radio. Buona giornata a tutti. Grazie, così prima di chiudere ricordate che potete chiamare 328 07 15 232 e noi siamo un'associazione di volontariato, ufficio rapporti sociali, quindi il nostro motto è meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Mi raccomando, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16 a Lone. Grazie, a voi studio, buona domenica prossima.